A Mogliano Veneto cade il velo su un altro aspirante sindaco in vista delle elezioni di primavera. Dopo Elvinio Agnolin, che aveva vinto le primarie civiche di Cambia Mogliano, e Carola Arena, che si era aggiudicata le consultazioni di base del centro-sinistra, altre due liste hanno scelto e presentato il loro portacolori. Mogliano Guarda Oltre e Cambia Venti hanno deciso di puntare su Alessandro Gosetto, 41enne bancario, ex consigliere, presidente del Consiglio e assessore, che si propone come alfiere delle civiche sulla base di una piattaforma etica. Non prenderò mai tessere di partito per tutto il mio mandato, non farò accordi con i partiti politici e ci dimezzeremo anche lo stipendio nel caso in cui saremo eletti. Sulla carta un outsider. Però ricordo che questa città ha già regalato delle sorprese. Le liste civiche sono sempre state premiate, nel 1996 due liste civiche sconfissero i partiti politici. A completare il quartetto dei candidati ufficiali è Cristina Manes, mamma 47enne, cittadina attiva nel volontariato, che rappresenta il Movimento 5 Stelle in nome della partecipazione. Ci sarà un bilancio partecipato e si opererà anche nello statuto comunale per aprire le porte ai cittadini. Obiettivo è il cambiamento. Non vogliamo decidere per gli altri, abbiamo bisogno della partecipazione di tutti i cittadini per le loro competenze, per il loro tempo, per attuare questa rivoluzione. Tutti aspettano ora la ricandidatura dell'uscente Giovanni Azzolini, più passista che sprinter in questa fase, ma pronto in forza dei sondaggi a sganciarsi dai partiti. Soprattutto in un periodo in cui l'elettorato, ha qualche mal di pancia nei confronti dei partiti e quindi bisogna veramente avere anche il coraggio di poter provare una corsa in solitaria. Tanto più vista la crisi di maggioranza di questi giorni sul PAT. Ma credo che nei prossimi giorni tornerà sicuramente il sereno.